Per fortuna che non ce li siamo trovati davanti, perché può capitare di tutto quando ti incontri un ladro che sta all'interno della tua casa. Quindi prevale anche un po' il sollievo, forse. Certo. Alla fine hanno fatto un disastro, hanno portato via un po' di roba, ma stiamo bene, quindi questa è la fortuna. Hanno agito indisturbati i ladri entrati in azione nel pomeriggio nella proprietà del noto architetto Tiziano Zanata, un grande parco nel quale ci sono 3 abitazioni. Siamo su una collaterale di via Montello a Villorba, al confine con la frazione di Venturali. A essere presa di mira è stata la villetta della figlia di Zanata, adiacente a quella del padre. Io ero in casa, avevo anche degli operai per casa, per quello che mia figlia non ha attivato l'antifurto. E il cane ha abbaiato, sono andato a vedere dov'era, a chi abbaiava, ma non ho visto niente, ma probabilmente in quel momento lì i ladri hanno visto me, quindi se ne sono usciti, sono scappati. Un'azione... 10 minuti dopo, quando è tornata mia nipote da nuoto, ha trovato la finestra aperta, mi ha chiamato di nuovo e sono andato a vedere. La casa è sottosopra, all'appello mancano alcuni gioielli e monili, copione simile a quello che si ripete poco distante nell'abitazione di un altro volto noto, il legale Mauro Zanatta. Qui i ladri sono entrati dalla finestra del bagno dopo averla scassinata con un piede di porco. Ieri non c'erano le auto, per cui probabilmente hanno pensato che eravamo via tutti. In realtà c'era mia mamma che abita qui accanto e fortunatamente, dico io, non li ha visti, non è uscita e avrebbe preso paura probabilmente. La donna, ottantenne, stava stirando e in questo caso i ladri se ne sono andati a mani vuote, colpendo poi in altre abitazioni. Difficile tenerne il conto. Ieri sera sono usciti i carabinieri e mi hanno detto che nella stessa giornata di ieri ci sono stati altri furti. Poi altre persone che conosco qui in zona mi hanno riferito che ci sono stati furti proprio in questa via. Ma è uno stillicidio in tutta la Marca. A Olmi di San Biagio di Callalta, visitata la casa di un'anziana con la segnalazione nel vicino parco di uomini incappucciati, 3 in azione, un quarto che stava facendo da palo. A Oderzo finisce sui social il faccia a faccia di un residente. Non so se li vedete, ma quelli sono i ladri con le pile in mezzo al campo. Bene. A Fara di Soligo il sindaco Mattia Perencin corre ai ripari con un vademecum, troppi gli episodi anche nel quartier del Piave, compresi Pieve e Sernaglia. I consigli sono quelli di sempre: illuminare le case, collaborare con il 112, per il resto la speranza di tutti è soltanto una. Che vengano presi ma messi dentro per un bel po', non per 5 giorni o per 2 giorni. Sarebbe il minimo, diciamo. Sì, siamo al minimo.